L'arte figurativa corporale ignora l'ateismo, tutt'al più pratica lo gnosticismo, la ricerca della verità attraverso la ragione. Abbiamo motivi per credere che l'arte sia un unicum senza discontinuità temporale. Dal paganesimo al tempo testamentario sino ad oggi le rappresentazioni si rinnovano, scivolano, rotolano, associate o deformate dal tempo, mutano e, per sopravvivere, si camuffano. Indaghiamo. Un festino degli dei olimpici. Un fauno salta reggendo un boccale in testa, a forma fallica. Marte, vuotata la tazza, riempie un bacile. Dietro, Bacco fa zampillare Ambrosia. La botte è portata dall'asino e da Sileno, asino simile a quello che condurrà San Giuseppe. Un satiro, forse Adamo, copre le pudenda con foglie di vite. Diana sorveglia il precario equilibrio dei vassoi in porcellana, nel mentre distribuisce il frutto della sua caccia. Giove, con l'aquila a fianco, beve da una coppa d'argento. Mercurio, dall'aspetto d'un furino, sfruguglia tra le cosce di una ninfa. Altre escono dal bosco offrendo le loro delizie. Un fauno romantico flauta solitario. Cerere regge il gomito ad Apollo e Vulcano, finalmente alla luce del sole, solleva lascivamente la veste di Venere addormentata. L'aria dell'Olimpo è fresca, gli alberi sono rigogliosi e tra i rami intravediamo una faggianella, simbolo di sensualità, che osserva senza commentare. In questa adorazione dei pastori di Lorenzo de Ferrari il vino è già stato bevuto. Festa grande al neonato che illumina la scena. Un volatile, par un corvo bianco più che colomba, reca un ramoscello ambiguo. Noè avrebbe capito, noi temiamo abbia da annunciare un futuro funesto. Un angelo paffuto ed ignudo plaude, un pastorello appoggiato al trave, incuriosito, guarda. Sotto di lui Giuseppe prega che tutto sia vero, poiché se il bue ci guarda con occhio arguto, l'asino è stupito. Si recano doni, galline, frutta, alloro. Un vigoroso allevatore offre una capra incapprettata. Donne estasiate. Una inginocchiata congiunge le mani, ma ammira il giunonico petto di rimpetto. Maria, vergine di bellezza, con gesto elegante solleva il velo per mostrare il nuovo sole. È perplessa. Al centro della scena, indifferente agli applausi, osserva le sue dita belle. Dopotutto, ha compiuto il suo dovere ed ha diritto a divagare. Cerchiamo ora una festa veterotestamentaria. Salomè danza al suono di flauti, eccetera. Il pasto è stato lauto. Nello stupore generale, un satiro aguzza gli occhi e fuori di scena due curiosi spiano. Lei, leggiada venere danzante, regge tra le dita il simbolo di castità. Passiamo ad un basso rilievo
sotto un sarcofago romano, nella movimentata battaglia vediamo i corpi offrire spunti iconografici per secoli. Soffermiamoci su chi soccombe nella parte bassa. Sta per essere ucciso. L'avversario l'afferra per i capelli. La lama sarà mortale. Ormai impotente, reclama pietà, afferrando la gamba nemica. Parlano lingue diverse e l'istinto prevarrà. Ora osservate Abele, gli occhi rivolti al fratello, il palmo destro chiede ragione. L'invidioso lo trattiene a terra, con tutto il suo peso Caino gli piega l'avambraccio, rendendogli agevole l'assassinio. Tiziano ha sostituito la spada con la mascella d'asino. Sangue contro lo stesso sangue sulla stessa terra. Anticipando Caravaggio, i piedi sporchi di Abele ci ricordano che la storia nell'arte si ripete. A chi si rivolge Lorenzo nel martirio dipinto da Tiziano? Alza il palmo al cielo, mentre i carnefici lo imbrigliano alla griglia ardente. Gli aguzzini assolvono al loro dovere come il soldato del sarcofago. A dominare il gesto assassino di Caino fu l'istinto di possesso. Qui a decidere la sorte di Lorenzo sono uomini che si nascondono, di cui eseguono gli ordini. E Dio lassù guarda come noi, impotente, ma confidiamo umanamente che se Gesù ci ha salvato, la bellezza ci potrà consolare. E qui entriamo in tema. Botticelli la rappresenta in posa sulla conchiglia, Saint-Jacques, quella dei pellegrini aspiranti ai miracoli di Campostella. E miracolo è? Gli occhi ambrati, le labbra in boccio, il collo modigliani, le mani dalle dita lunghe, i seni in fiore. Al corpo manca la sinuosità di donna e ancora nella sua primavera. I capelli, una cascata setosa, vanno a coprire l'inguine in plume. L'ancella che accorre per coprire d'un manto rosso amore è già molto più femmina. Ci sorprende l'assenza di sorrisi, una malinconia pervade i volti. Per quanto i venti soffino rinfrescanti, come nell'Olimpo, corpi e cuori, fiori recisi cadono, presagio. Andrà sposa Vulcano, avrà molti amori, l'unico, Adone, le sarà tolto da un cinghiale castratore. Martin van Heemskerk dipinge Susanne con forme asprigne. Si sa, la giovinezza si addice alla beltà. I vecchi mercanteggiano. Lei si stacca con la mano, tace, lo sguardo li allontana. Ancora fiori, ed un panneggio rosato copre il pube. Il vecchione di sinistra soffia le sue stanche ragioni. La Madonna di Jean Fouquet, nella sua regalità, esibisce le sue grazie. Il seno è gonfio, deve allattare. Maternità precoce, forse in attesa. Stesse labbra, occhi, tristezza. È nato, secondo il rito ortodosso, il 7 gennaio, un Saturnino. Gli angeli bizzarramente assortiti tra il rosso ed il blu aiutano senza partecipare. Venere abbraccia
per trattenere Adone, sapendo che la preda sarà lui. Lo guarda implorante, la sua bellezza. Forse Cupido dorme, non lo incanta. Adone preferisce la caccia e lei doppiamente soffre, mortificata nella sua femminilità. È di un amore destinato a morire senza averne consumato il piacere. Una pietà pagana. La pietà più celebre, nel luogo più sacro per la cristianità, ci lascia perplessi. Il corpo di Gesù, 33enne ma ben portati, si abbandona tra le braccia di una giovane. Il volto rivela la sua età, così i seni eretti e la mano liscia. Non c'è ruga né doppiamento. Se fosse Maria, per quanto possa aver partorito dodicenne, dovrebbe avere 45 anni, età ragguardevole, sia nel tempo degli Apostoli che in quello di Michelangelo. E se non fosse Maria, ma Maddalena, la sola che, in giovane età, può accogliere con tanta compassione l'uomo che nobilitò la sua femminilità? E se Gesù dormisse in un fiducioso abbandono, noi gioiremmo del suo certo risveglio. Lucas Cranach, compassione, rappresenta i nostri progenitori. Adamo abbraccia teneramente Eva ed assieme, consapevolmente, si uniscono nel desiderio di scoprire la dimensione umana. Vorremmo una lieta fine. Le nozze di Psiche in Villa Farnesina. Ospiti eccellenti. A destra Bacco riempie le anfore d'ambrosia, il vino degli dei. Alle sue spalle le tre grazie lamentano il vuoto delle coppe. Gli sposi sono incoronati da fanciulle con ali di farfalla. Nettuno controlla il servizio di cucina e Giove si fa servire il piatto da una ninfa. Dopo 3 prove d'amore, Psiche ha ottenuto il perdono da Venere che si unisce al banchetto in piena nudità. Il vapore si condensa in gioia e dalle nozze nascerà piacere. D'un balzo, Piero della Francesca ci sprofonda nell'Antico Testamento. Non sappiamo quale posto occupi Saba tra le 700 mogli di Salomone. Certo non è tra le 300 amanti. Interessante è il gesto di sottomissione della sposa. Saba è vestita d'abiti sontuosi, lino, seta e pizzi, ma lo sguardo del re di Gerusalemme mostra indifferenza. Le ancelle attorno osservano con freddezza, quasi ostile. Gli uomini a sinistra sono perplessi ed uno sembra contare a centinaia per ogni dita della mano, come fa Leporello nel Don Giovanni. Dopo tanto maschilismo, noi che apprezziamo le differenti bellezze femminili, ringraziamo Bartolomeo Veneto per il dono che ci ha lasciato. La chiameremo Flora per la sua giovinezza innocente, per la grazia con cui regge i fiori e per il suo seno primaverile. E se invece fosse Lucrezia Borgia, che si sposò 3 volte amando l'unico che morì anzitempo, come accadde nel regno olimpico a Venere che perse Adone? In questa incertezza che esalta la forza dell'eterno femmineo, noi
lasciamo il giudizio a voi.